E a tu stai in una riga. È un momento, chi non sfaticato, sta ancora in mia scale. Eccomi qua. Finalmente, dobbiamo aspettare più. Oh, chi lo pesa? No, non pensi, tu che mi voglio faticare. Ah, non è vero, io... Silenzio, io sono la figlia del padrone e non mi puoi contestare. Ma la figlia del padrone dovrebbe stare alla bottega. Lo so, ma io ti devo controllare perché tu rubi sul conto. Ah, non è che rubo, è che mi imbroglio con i conti. E guarda caso, ti imbrogli sempre a favore a te. Signora, do a me, tre, stupesi. Mettila là. Ecco fatto. Ecco qua i soldi. E vedi tu sempre tu. Vai alla bottega e non perdere altro tempo. Lei che sta a morire stamattina. Poi mamma che ci facete qua? Non dovevate andare a fare quel servizio. Don Michele, ma quale servizio? Alla che mamma. Ah. Sì signore, adesso stavamo andando. Don Michele, ma quando ci pagate? Rimane. Rimane, sempre rimane, a mungenna chi? Uè, ma tu e figli miei fanno fare ste figure infelicissime annanzi a gente. Se no io milione chi sto? Che fai? Niente, che già fa? Niente, arrivederci. Signori, arrivederci. Ma quanto sono curiosi tutti e due. Però sì, ma i padroni non stanno. Arrostano. Rompano tutti stanotte staranno dormendo ancora. Mamma mia, che gente, manca la notte stanno qui. Che ci vuoi fare, sì? Comunque, io ne avevo venuto a cercare per delle cose. Prima, che dicevo signore che stamattina è venuta una persona che si può affittare a casa sul primo piano. E a seconda, voleva sapere come è venuto a frenare a piccichi stanotte. Come aiuto a finire? Che modo di chi? Aiuto a finire, che roba tanto a stare tanto a Luca. La moglie sta dormendo in coppa una poltrona. E Don Felice, il marito, sta dormendo in terra. Ma perché fanno sempre queste ore? Perché? È che io Don Felice è sbagliata, non so scusa così presto. Ma proprio una razza, una capricciosa come quella. Qualsiasi cosa era fastidio. Per niente si attacca nei nervi. Ah, ma ci si attacca gli buoni nervi a quella. Ma senti una cosa, Michele, ma tu stai per il tuo tempo a servire con Don Felice? Così, che sono 10 anni, quando mi ha detto la mamma, sì. Ma mi crede così, non è già mai stato un servitore. Don Felice non nascevano io da nessuna parte senza portarmi a preso. Così, io mangiavo a tavolo questo. Ma nanna che stava volta, che censurata, non si capisce niente più, che poteva fare quello che diceva io. Ma non posso mangiare via bocca, giù. Ma tu mi riesci a dire che sto facendo? Ma che stai facendo, ne Michele? Niente, Rosì, se ne fa una cosa. La mattina piglia cesto la mattina perché se esce che la piramide si destrilla. Vabbè, dice buono. Allora trasana tu poco, per sapere che risposta può la signora che si può affittare a casa sul primo piano. State buono, Michele! Muovere mi si riesce a quello che dici. Nei tanto che già fa sparte Don Felice cambia. Che sono loro! Vabbè, voglio, parte! Ma che si sta? Se pensa di lui io non va nessuno a cassotto. Muovere mi si ci riesca. E chi sta cominciando a lavorare da prima mattina? Ma non si va a tavola? Scusa, ma no! Si deve venire da lavoro sotto per vendere la cosa a casa. Ma voi per chi mi avete presa? Io sono un galantuomo. Raga, casi non me ne vado a fare la foto. Ecco qua. Ah, fammi vedere il cibo. Non so di questo lavoro. Beh, a me sta cosa di guaglione non mi fa capace. Michele, vada la lira a sti curiosi cassotto e fanno chi? Subito! Posso mai credere che da un mese a questa parte sti guaglioni vengono sotto la finestra mia sempre alla stessa ora? Ah, così, spontaneamente, Senza che nessuno le dice niente. senza che nessuno paga. Qualcuno ha da essere chi fa venire. Qualcuno da sta birra fresca. Io per me non li refresco certo. E io manco. È impossibile, perché se chi là non fossero pavate, non potessero fare tante fracasse. Uè,
Io ho già appurato tutte cose. Quei ridicoli sono pagati da voi. E mamma fai una parte faticata. Quelli sono pagati da te. Da me. Guardate, ma va chi là per fa frucchito. Sì, da te. Che stai facendo tante cose come fa schiattare un colpo a me poverella. Ah, nonna che siamo sposati, io già pensa pace. Ma per una cosa, ma per un'altra. Io non posso stare mai quieta. Stanotte ho già fatto quella nottata. E che l'avete fatta per me la nottata? E si capisce, perché tu mi hai fatto bruciare con scarpalietta. Io? Voi l'avete posto nel letto. E poi è successo che lo hai. Io l'ho già messa, io l'ho già trovata l'indirizzo. Vattene, senti, in sta vita non mi finirà su porta più. Me ne voglio spartere, non te voglio vedere più. Ehi manca quando non può sapere, capito? Mannaggia all'ana per la mamma, vedi che mi sta facendo passare. Ma mo t'accongi. Ma bello, come bello, ma prima si ci riesca. A me una t'ambroglia. Chiamo un salvetto e non capisce. E ci metto in mano. Questo qua. E mo siete rosato, mo. Mica mi padrone che fanno. E mo sono tutte fanno da appiccicate. Oh mamma mia, ma che sta fanno un'altra la mattina fino alla sera? Ma di che, ma quando andate così, ma non è meglio che si sparta. È quello che dico pure io. Due persone senza figlio. Leva. Zitta, che sta arrivando Don Felice. Michele? Vada sto biglietto guarda porti, dice a Angelo che lo portasse al suo indirizzo. Vada Michele che è un affare di premura. Ma volete che ce lo porti io stesso? Michele che ne saccio, tu guarda porti, dice faccio a basta caffè a Ambres. Subito. Michele, portiamo questo biglietto al suo indirizzo. Scusate signor, però, ha già portato prima un biglietto romanito vostro. E lo porterò, il mio è di premura. È il mio urgentissimo. E il mio è pressantissimo. È il mio è grandissimo. Ah, va buono, Michele, fai un zoom e portalo tutti e due. Subito. Ma come, signori? Ma voi poi quasi niente da sta sempre appiccicato. No, mo finisce tutte cose. Ma no, tu poco si acconcia tutte cose. Vi assettatevi, facete colazione, castanno d'uovo, sto prosciutto. E questo che cos'è? Voi siete sposati a nanna e invece vi vuole bene, facete sempre chiacchiere. Tu non ti che devi fatte tue. Questi sono affari che a te non ti riguardano. Tu sei una serva e sei al tuo posto. Vattene fuori. Vattene da cucina. Me ne vaga. Io si è già parlato, è stato pure veloce. Ma poi va appiccicate, non va appiccicate, vi pigliate ammazzate, vi scombate di sangue, ma morite subito tutti e due. Ma che me ne prema a me? Ah, serve, cucina, me ne vaga. Vuoi sapere la verità? Io lo mangio, se no mi faccio secca mora e chi le se ne piglia nata. Questo mangio. Mo sai che faccio? Mo mangio pure io. Sino che si fa fuori tutte cose. E così? La gemisia è lo scarfaletto di Tulietto. E che l'ho messo io? No, lasciamo perdere, lasciamo stare. Ma voi vedete che sto appezzando? E facete appezzare? Ma pure io stiamo appezzando. Sì, ma a me mi pare che appizza prima il marito. No, ti sbagli, sei in errore, appizza prima la moglie. No, prima il marito. No, prima la moglie. Già, non è questo, non è quello. È che tu devi sempre contrastarmi in tutto. Tu hai visto no che stiamo mangiando? Tu hai detto a questo non la già fa mangiare più, l'ha già torturata, l'ha già fa soffrire. Non è vero, non hai detto così. E va bene, non mangiamo più, ecco fatti. E va bene, allora, manchi voglio mangiare. Stammaci di uno come due cani. E questa è l'educazione che avete avuto da vostro padre. Non baccalaiolo! Mio padre non era un baccalaiolo. Mio padre era negoziante di baccalà. Ah, baccalà? Sì. E crede ne ha la stessa cosa? No, c'è una C di meno. Ah, una C di meno. Pensate invece a vostra madre. Uè, ma tu sai che mamma te l'era voluto usare se pigliava 5 soldi un buco. Mamma, dai, ci ha detto tante volte, non me la mano. Sono 5 anni seriamente. E tu non me ne fate, mi hai capito? A dire che sei messo in canna un cazzonetto. Uè, e com'è che dai questo coso in canna? Ah, ho capito.
mi avete voluto fare uno scherzo? Ma avete messo un sottocazzone in due piatta. Già, non doveva niente a fare, facevo scherzessi. Intanto, mo si muoveva con qualcuno, lo facevate ridere alle mie spalle. E tu questo fai sempre, fai ridere. No, no, però mi è piaciuto lo scherzetto. Invece del salvietto, il calzonetto. Ma questo, mia cara signori, questo me lo porto in tribunale. Questo lo deve vedere il presidente. Questa è una bella cosa, la verità, eh. Mangiate voi che non vi più appetito. Meno male, a così posso stare un po' più quieti. Sta qua seduto come disgustoso. Insomma, sto cosa dove volete che lo posso? No, ma che te l'ha rovuto? E voi mi avete ruotato la prima e la seconda bottiglia, poi dicite che sono anch'io. E non ci avevo badato, se no non vi davo tanta confidenza. Naggia, ma che legge? Va bene, non leggiamo più. No, ma che lo capo tu? Non verisce, signore, i biglietti sono stati portati. Benissimo. Venite che fuori c'è stato così, le dai dicere una cosa. Ma non è ora. E perché non è uno? È perché non sto facendo colazione, va bene? Ossia, sto guardando. E io voglio sentire che va. E io no. E io sì. Ma io sono il marito e la moglie deve stare sottoposta al marito. No, 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 sei tu che devi stare al di sotto di me. Ah, che c'entra quando lo voglio io? Mo per qualche gentilezza che vi ho usato. Ma poi la gentilezza. Mica falla trasì, prima che vuoi. Voi che altro volete? Signor, poi c'è stata una persona che si può affittare a casa sul primo piano. È uomo e femmina? È una femmina. Ah, è una femmina. Falì. Indisa. È una femmina. E che già fa che è una femmina? Signor, ma ha dato sul biglietto da visita, leggete. Emma Carcioffi, ballerina. Ah, è una ballerina. E tu che l'hai risposto? L'ha già detto con padrone, non affitti in casa in femmina senza uomo. E se che ti ridi? E te che oggi per il padrone può parlare questo. E ci perde la venuta. E perché ci perde la venuta? E per questo, perché non voglio che in da casa che ti ha già portato per dota e che mi ha lasciata felice e mi vorrei mamma ci va a abitare una femmina come questa. Ma io oggi, presentemente, il padrone sono io. No, 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 ti sbagli. La padrona sono io, la casa è roba mia. Prima era tua, mo è da mia. E che sei nato poco prima. Rusè, vattene. Ma verite? T'ha già detto vattene se non ti metto una cosa in faccia. Subito. Io dico che la casa è roba tua. Sicuro? Poi ne, si va a casa, ti ho scusato. Ah, va bene, va bene, va bene. Capirei benissimo che di chi è la casa è una cosa delicata. E certo. E non la può decidere certamente tu. Che sei una bestia, un cretino, un imbecille. No, 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 sa, però l'idea mi piace. La casa è roba mia. Insomma, tu sei il padrone? Sì. Il proprietario? Sì. Ma un padrone che? O proprietario che? Ma il baccalà forse? Tu puzzi di baccalà. Puzzi che appesti. Puzzi. 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 Falì, tu puzzi. Ma che te ne lasci il baccalà sotto un braccio? Ma insomma, è sordi, resti comando e io mangio sta zitta. Che sta facendo per sposare? Vestito da così bello. Ma ricordo mica che vita era la mia prima, divertimenti, cene, teatro, feste. E quando è provecchiuna da volte? Quando è Quando provecchiuna? è provata più. No, no, ma oggi mi andate a chiamare l'avvocato. Voglio spartere legalmente, Michele. Michele, legalmente voglio spartere. Ma che è uscito solo un dramma questo? È stato sempre un dramma. Dite alla signora che è arrivata a Anzalati Raffaello, che è arrivata a Anselmo Raganelli, avvocato. Va bene, vi servo subito, aspettate un momento. Scusate, ma vi
sei avvocato? Io sto avvocato perché non ci vedo animali. Sono avvocato perché civile e penale. Ma che sta faccia, che sta figura? L'azzardata a fare l'avvocato? E se t'avvicini. Non ti affasciava. E se t'avvicini, che mo per fare l'avvocato ci vuole la faccia. No, c'è buono. Per fare l'avvocato ci vuole la faccia. Che la lenza deve essere buona. Perché sennò come vuoi affasciare? La lingua deve essere buona. Ma non c'è accorto. Verità, signore, caputito tra sì. Vado sabato. Già veniamo? Vengo subito. Io voglio sapere poi. Vado fra pippa. Io voglio sapere a te. 7 a me. Io voglio sapere a te chi ti dà tanta sconfidenza. Chi ti dà tanta confidenza. Io voglio essere spilata. Perché sono un po' appilato. Io voglio essere spiegata a 4 a 2. E per quale Palermo? A quando e dove tu mi hai visto? Tu sei un bindirone. No, io sono un messitano. Tu sei un servitore. E ti rimuovo. L'impressione. E tieni educazione. Io parlo con pallone e carta, con padrone e casa e ti faccio mangiare 6 pizze. No, 6 pizze sono pesanti. Te ne faccio cacciare dal servizio. Io sono Carlo III. E io sono Vittorio Emanuele. Io sono uno caldo di testa. Io te la già rotta a trippa, a siloca, a trezza e a quarta. Te la già ritta la prima, la seconda, la terza e la quarta. Fornimo. E ha fatti fit. Ti ha fatti fatto tu. Scostumato. Adesso tu sei che stiamo a prendere la persona. È permesso? Prego, ditemi. È in casa il signor Felice Sciosciamucca? Certamente, voi chi siete? E io sono l'avvocato Antonio Saponetta. Subito ve lo chiamo, subito! Eccolo Felice, eccolo qua. Caro Don Felice, Carissimo avvocato, con quanta ansia vi stavo aspettando. Senza cerimonie, posso offrire qualche cosa? no, grazie. Chiama una piccola cosa. Ma niente, grazie. Vabbè, Michele, vai di betta e fa portare il caffè. Subito! Prego, avvocato, accomodatevi. Avvocato, mi dovete perdonare se vi dicevo in questa stanza, ma per andare in galleria bisogna passare davanti a mia moglie e io non voglio. Ma non fa niente, grazie. Ditemi piuttosto di che si tratta. Dunque, avvocato, voi mi dovete aiutare. Voi dovete essere il mio salvatore. Insomma, proprio io sto nelle vostre braccia. Ho capito, ma se non mi dite... Ma vi dico subito. Mi voglio spartere da mia moglie. Una separazione. Sì, proprio quella cosa lì che avete detto. Sì, ma senza badare spese, avvocato, perché se ne vanno 5-6 lire, non me ne porto. E Don Felice, 5 lire non bastano. Avvocato, già dite senza badare spese, 7, 8, quelle che sono. Domando la separazione, è un anno che sto mogliando e sto nell'inferno. Domando la separazione e ho 1000 motivi per averla. Benissimo, e quali sono questi motivi? Muoviti che la vita che faccio io. A mattina, mentre sto dormendo saporitamente, verso il 7 vengo svegliato da una gran cascia e piattini. 2 imbecilli che vengono a fare il gioco sotto la finestra mia. Ma scusate, ma qui non c'entra vostra moglie. C'entra, perché Silvia chiamo per i favoriti. Possibile. Possibilissimo. E non è venuto qua. Quando io voglio fare colazione il lunedì, esso vuole fare colazione a mezzogiorno. Quando io voglio mangiare manesta, esso mi vuole mangiare ora. Io vado pazzo di fagioli. E che l'Indaranno non me l'ha fatto mai. Dice che i fagioli sono cibi cattivi, cibi che ha fanno ragione. male. Sì, lo so che c'ha ragione, perché i fagioli sono saporosi, avvocato, ma sono pure un poco scostumati. Ma l'Indaranno, che cos'è? E poi quando ascino, quando io voglio a pere, esso voglio in carrozza. Quando io sono in galera, esso sta nel bus.
Insomma, avvocato mio, facciamo continuatamente caricare. E questa è la vita che non mi fidi fa più. Perciò scrivete, pigliate appunti, facete che le capolite voi. Domando la separazione e voi mi dovete aiutare. Don Felice, io proprio non so cosa dirvi. Quello che mi avete detto è niente, vi assicuro, è proprio niente. E niente, avvocato. Ma non sono motivi per non avere una separazione. Ma non pare mai che presidente se vuole caricare la carrozza o i fagioli, ma andiamo. Ma io posso trovare sempre un presidente che la piace di fagioli e mi ha ragione. Don Felice, ma che state dicendo? Ditemi piuttosto un'altra cosa. Dite. Non è che avete una ragione più positiva? Una ragione più positiva. Ma voglio con tu fatti stanotte. C'è un fatto. Non fatta, poi mi muoro lo sonno. E che c'entra? Come che c'è? Devo spiegare che c'è. Sul principio che me la sposai, essa mi faceva capire che dormiva con la lampa. Al contrario di me, che se la stanza non è completamente al buio, io non posso pigliare Ma sonno. guardate un po', due abitudini diverse. Proprio così. Ma pur di contentarla, ci appiccai sta lampa. Facetemi questo un paio di giorni, troppi giorni, durante la notte mi va a scitare e la trovo assettata in mia sulietta. Ma tu che fai assettata in mia sulietta? Perché non dormi? No, perché la stanza è troppo all'oscuro, io non posso pigliare sonno, che la lampa è troppo amici, io voglio nata lampa. Nata lampa. Esatto. E io poi con una santa pazienza ci appiccai nata lampa. Bene. E stiamo quieti pure un paio di mesi, troppo rimisi. Ma va a buttare una volta in tulietta, una bella notte. E non la trovai proprio in tulietta. Non giustifica. Non c'era. Allora scegliete tu tulietta e mi mettete a cercare. Amale dove sta? Amale dove sta? Gira di qua, gira di là, Amale non si trova. Ne che la dostino. Addostino. Fuori la loggia. Ma tu che fai fuori sta loggia? Trastenere niente che ti può pigliare un raffreddore. No, io voglio rimanere qua fuori, io non tengo tutti i comunità alla casa mia. No, che la stanza è troppo all'oscuro, che la lampa è troppo amica, ci voglio un'altra lampa. Una terza lampada. Una terza lampa, avvocato mio, insomma che la camera di letto pareva un salone più Per forza. Comunque, trovai uno stratagemma. Quando esse va pigliata su, io scendeva zitto, ruliette e gli va stuta in lampa. Bravo. E per dormire, se non dormivo su essa. Quando è stata stanotte, mentre stevi in un meglio di suono e stevi dormendo saporitamente, hai già sentito essa che alluccava. Chi ha studiato il lampo? Chi ha studiato il lampo? Io ho fatto il furbo e ho detto, se saranno studiati a pallone. Bravo. No, poi ha già creduto proprio, ma accusato subito. Sei stato tu mi vuoi far morire a me purello, mi vuoi far venire una cosa, un fracasso, un frastone, avvocato mio, è venuto qua a marire, è venuto la cameriera, e si aiuta guardaporta, perché quelli si pensavano che era un incendio, invece che era una lampa in più. E a così dopo 1000 strille e 1000 allucche, essa si è dormuta una pizzulietta e è nata. Che capirete poi con tutte queste questioni ogni notte, essere ormai una pizzulietta e è nata. Durante la notte è giunta a stendere i gambe e mi si scuttà vicino a un curpone. Volete dire polpaccio? No, poi avete capito. Dai, vicino a un curpone, che ancora un po'. Ho capito, ma si dice polpaccio. No, io già sempre detto curpone. E avete sempre detto male, si dice polpaccio. Ma forse in legge, Legge, non Felipe. Ma pare mai che mo legge che ogni parola. Vabbè, ma vai a guidare con questo per mezzo di un curpone. Vabbè, chiamatelo come volete voi. Dunque, io mi sono disiscuttato e già visto che vicino a moglie c'è stata una bottiglia d'acqua bollente. E Don Felipe, mica è una cosa strana. La usano tutti d'inverno, specialmente in Alta Italia, l'ho usata anch'io. Usate pure voi l'acqua calda, papà? Certo, nella bottiglia è anche un nome. Sapete come si chiama? No. Il Monaco. Vabbè, comunque io mi già disiscuttato e già visto che vicino a moglie c'è stava Il Monaco. avvocato ci può buttare, sto monaco vicino a moglie mi dà fastidio. E va bene, diciamo scaldaletto. Bravi, diciamo scarfaletta, è meglio. E chi l'aveva posto nel letto? E che ci butti via. Ora vi spiego come tu fatto. Io mi sono disiscuttato e per la giornata della parte sua. Essa si è disiscuttata e per la manata della parte mia. Avvocato, o te, si è rotta la bottiglia e noi non ce ne siamo nemmeno accorti. Più tardi è giunto a stendere i gambe e mi già disi i gambe tutte bagnate, ma avvocato, il lenzuolo infuso, ma un'acqua tiepida, avvocato, caldiccia.
Azzeccose. Gianna, poi era Gianna. Ma che era? Ma state impressionato? E mi sono impressionato pure io perché ero andato all'idea che si fosse trattato di una mia mancanza involontaria, sapete, in due suon. Questa è proprio pure la mancanza. Cioè, capito, sto contando i fatti miei e chi le si mette a ridere. Avvocato, questo comunque è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Domando la separazione, un scarpaglietto, un raù, la lampa, tutto quello che volete voi. Domando la separazione e voi mi dovete aiutare. E va bene, Don Felice, ma ora parliamo di un'altra cosa. Parliamo di un'altra Ma essa va portata a dote. Su Palazzi Case. E voi non l'avete mica mangiato. Per dove mi ha portato stu Palazzi Case? Ho capito, ma dico, voi non l'avete mica mangiato. Palazzi Case? Don Felice, palazzi a casa. Avvocato, ma non si mangi di Palazzi Case, che è un pasticciotto su Palazzi Case. Ma no, voglio dire, è intatto? Ah, no, il cornicione si deve rifare, sì. Ma no, voglio dire, è pulito? Ah, questo sì, era poco ci ha fatto tutta la facciata, mi da visto quanti ti è venuto, tutto bello pulito, no? Con che si c'è. Ma che facciata? Io dico, ci sono ipoteche? Come no? Ma ci stanno 4 ipoteche, tu hai una reputata poco. Ma no, voglio sapere se ci sono iscrizioni. Avvocato, ma fuori ipoteca c'è una sta forte iscrizione, se non si capisce che sta a ridere. Oh, Don Felice, allora voi mi volete proprio prendere in giro, non è possibile. No, io voglio sapere se è intatto, se è pulito, se ci sono ipoteche, iscrizioni, debiti, insomma. Parlate meglio, avvocato, non so come facete voi l'avvocato. No, voi sapete che mio padre mi ha lasciato bene, quindi, ma pure questo Palazzi Casa ci stanno continue appicciche e continue questioni. E ogni dei tre, e Palazzi Casa via, e Palazzi Casa via. Insomma, avvocato, mi dovete credere, sulla mia parola d'onore vengono certi giorni che quando mi ritiro non volessi ritrovare più Palazzi Casa. Ma non lo dite nemmeno per scherzare, ditemi piuttosto un'altra cosa. Quando avete avuto questi contrasti, ci sono mai state persone presenti? Persone presenti, ci sta. Ah, come no? Michele Cameriere non sei la cameriera. Ma queste sono persone vostre salariate. Voi dovreste avere dei testimoni estranei, un amico, uno qualunque. E poi, Don Felice, prima di tutto, dovete mostrarvi con vostra moglie dolcissimo, non contraddirla in niente. E quando ci sono persone presenti, fate in modo che il contrasto cominci da lei, che vi dicesse una parola insolente, che vi minacciasse e se tocca, che vi disse anche uno schiaffo. Don Felice, se avete lo schiaffo, noi siamo a cavallo. Avvocato, scusate, ma questo schiaffo lo dovete avere pure voi? No, voi solamente. No, perché io ho sentito bene, avete detto se noi abbiamo lo schiaffo siamo a cavallo. Vabbè, ma noi altri avvocati parliamo sempre al plurale, facciamo, diciamo, ma sempre voi. Ah, sempre io ci avevo pacchero. Vabbè, avvocato, vi ringrazio tanto, Di niente, caro Don Felice, è il mio dovere, mi raccomando, siate docili, siate buono e acconsentite tutto quello che dice lei. Seguire i vostri consigli, No, caro Don Felice. Ah, già venuto pacchero. Dopo il contrasto non c'è niente, ma lo testimone a due pigli. Lo sai che faccio? Mo vado là, ma faccio un balcone, perché si passa con amico, si passa, lo chiamo, sai, allaggia un pacchero e se ne va. Allora signore, vi vado a Lecce. Avvocato, partite? Arrivederci. Arrivederci. Signor, Sì, ditemi. voi avete cercato. Io, avvocato. Voi dovete cercare di essere 12. 36. 12. Non mi facete pigliare un stopone capo in tresca. Che cosa? Non vi fate prendere dallo stimolo della vendetta. Facete cupullasta. Me ne ischia. Un bullastro. Facete che il contrasto. Me ne issa. Ah, da lui, sì. Sempre una capi limone annanzi. Che cosa? Sempre con un testimone avanti. Adesso voi mi avete maniato a chiave e io sono cornuto. Avvocato! Voi mi avete mandato a chiamare e io sono cornuto. Poi basta che mi mandato un biliardo. Ce la facciamo una partita. Basta che mi mandato un biglietto e io subito vengo. Signor, Sì.
Tipo vuole essere un coniglio. No, non mi piace, mi fa impressione. Tipo vuole essere un consiglio. Ah, un consiglio, sì. Guardate, calma. Ma dove è andato? Allora, vi mettete a tavola Ah, sì. e vi mangiate un borsa. Vi mangiate un borsa. Il capo è maddalone. Io c'ero nel portice. Di carne e maccheroni. E poi vi facete tutta la saluta. E chi ce la fa poco a fare tutta questa saluta? Ve ne fate tutta saluta. Ah. Arri. Cavalluccio! Arrivederci. Ah, signore. Mi raccomando. Aspira andare. Aspetta. Aspira andare. Se mi dà aspira andare. Che la capra non è buona. Ah, no, povera bestia. La capra non è buona. Ecco, quelli quando uno vota va a fratta. A fratta, poco. Quando uno vota va di fretta. Ah, di che? Volevo dire una cosa, signore. La carne più bollita, la piglia. Non ci ho già fatto Raul. La carta bollata la piglio io. Sì, voi, avvocato. Il sardo mi dà troppo. Ah, e mettiamo sotto il sole, eh? I soldi. Ah, i soldi, sì, avvocato. Me li date dopo. Sì. L'uovo. La gallina. Di uova. L'uovo. Signore, mi raccomando. Sì. 12 e la colla sa. Ah, colla. Arrivederci. Arrivederci. Parla così, ma è un buon avvocato. Ma vedremo se ci riesco. Sangue di vacca non è passato nessuno. Che pecca. Essa sta là. Ma ti voglio acconciare, ti voglio. Oh, mia moglie. Mio marito. Diventi ogni giorno più bella. E tu sempre più galante. Che fortuna averti sposata. Ma anche io non potevo trovare di meglio. Fammi sudare la sigaretta, sino che le dici che fuma annanzi a essere un coppo tribunale. Felice, ma perché hai studiato la sigaretta? Perché mi sono ricordato, moglie mia, che il fumo ti fa male. Anzi, mi fa piacere. Fuma, marito mio. E quando mai? Ieri prima mi ha appicciato la sigaretta. Signor, forse sta una persona che vuole parlare con voi. E chi è? È un uomo non mi ha voluto dice che vuole parlare con voi, ma a casa primo piano. Vabbè, falla entrare. Vabbè. Felice, dimmene trasferita. No, tu puoi restare liberamente. No, e sarebbe un errore che quando un signore viene per parlare d'affari che la moglie fosse presente. Parlaci tu con questo signore, vedi prima che cosa vuole, che cosa desidera e poi se vuoi mi fai sapere qualche cosa. Capirai benissimo che se in passato ho voluto sapere qualche cosa è stato così per semplice curiosità. Del resto tu sei il padrone di fare tutto quello che ti pare e piace, perché tu sei la perla dei mariti, sei il modello dei mariti. Io dubitare di te, non ci ho pensato mai a questo e non ci penserò giammai. Hai capito, marito mio bello bello? Parlaci tu con questo signore, vedi prima che cosa vuole, che cosa desidera e poi se credi, ma se vuoi, mi fai sapere qualche cosa. Hai capito? Marito mio bello, caro. Vai a questi quattro non la laggia mai. E adesso Favorite, il signor Giudice a servirvi. a favoriti, grazie. Prego, accomodatevi.
Chi lo cancri guarda porta buffa sempre. Signore, non è qui, è all'ultimo piano. Che cosa? La fotografia. E che ha già fatto questa fotografia? Voi vi dovete fare il ritratto. Niente affatto, quale ritratto? Sono qui per parlare con voi. Ah, e voi vi siete messi in posizione. Questa è una graziosità che mi appartiene. Io sono tutto grazioso. Bella, bella. Voi adesso volete sapere da me io come mi chiamo, è vero? Ma adesso che vi dirò cosa sono venuto a fare, ma voi che ve ne importa, che ve ne importa? Sentite, se me lo volete dire bene, se no come ne importa, come ne importa, come ne importa. Esatto. Questa mattina è venuta una signorina che voleva affittare il vostro appartamento giù al primo piano. Ah, sicuro, sì, sì, una ballerina, una certa Emma Carcioffa. Appunto. E le è stato detto che il proprietario non voleva affittarla a donne. Sì, sì, perché così vuole mia moglie. Ed è una molla in capo, chi si fa sempre così. Ho capito. Avrà sentito che era una ballerina padrona questa mattina. Ma sapete, caro Don Felice, che ci sono delle eccezioni. Ci sono quelle belle e quelle brutte, quelle buone e quelle cattive. Ed Emma è un angelo. Emma è un fiore diretto. Scusate, ma voi a questa Emma, che le siete? Padre? No! Ma passate, visto? No, sono uno che vuole bene come una figlia. Anzi, non sapete che faccio? Vi racconto come è uscita. Va bene. Un giorno, mentre passeggiavo per via Caracciolo, Ah, perché là andate a passeggiare voi. certo, ogni mattina, E la sera dove ha? a sera me ne vado passando con Toledo, si porta, e di moda, e poi ve l'ho detto che sono tutto. Grazioso, l'abbiamo capito, andate avanti. Dunque la sua bellezza mi colpì. Ella camminava avanti ed io la seguivo. Retta. Come un cacciottiello. Giù di lì. Quando ad un certo punto viene un forte temporale. Ui. Un tuono. E un lampo, e un tuono. tiro su. E un'acqua. Tremenda, la poverina stava senza ombrello anche io. Furbo colpi l'occasione. Mi avvicinai e gli dissi: signorina, riparate qui sotto. Lei si spaventò e fuggì. No, perché dovete fuggire, scusate? Ci stava che la voce, signorina, riparato con questo. Ah, ci stava via paura. Ma no, questo era il tono galante. Era per essere galante, e poi ve l'ho detto che sono tutto... Siete tutto grazioso, l'abbiamo capito, andate avanti. Allora, ella accettò l'invito e l'accompagnai sotto casa. A casa vostra? A casa mia. A casa mia. A casa mia. Io... Che le serate di comunque, ma arrivava, stava con papascio, Don Felice. Io sono ammogliato. Ah, voi siete ammogliato. Sì, signore. Dunque l'accompagnai fin sotto casa, la sua. E per strada mi raccontò tutta la sua storia. E mi fece tanta pena e tanta compassione che per 8 mesi non mi sono fidato di lasciarla più sola. Dico, ma lei non sa che siete ammogliato? No, non sa niente. E appunto l'altra sera mi domandò: mio caro, perché non mi sposi? Ah, ma non è di Napoli. Ma certo che è di Napoli. E pure ci stava che la voce. E voi che rispondiste? Trovai subito una scusa. Le dissi che mio padre non voleva che mi ammogliassi. Papà vostro. E già, ma perché lo fa meraviglia che te che papà? Sentite signore, un momento a spiegare papà vostro chi è. Abramo, Giacobbe, no? E chi è questi tre? Questo? Fermate. Ho capito, volete dire che mio padre è un tantino bicchierello. Un tantino picciarino. Sentite, col conto che vi posso fare io, vostro padre a Satane... Non 124, 125 anni. 130, 150, ma è madonna questo. Ma che volete scherzare? Ma che state dicendo? Ma quando anni può tenere mio padre? Quando anni può tenere mio padre? Quando anni può tenere papà? Quanti anni può tenere papà? Papà può tenere 42, 43, al massimo 44 anni. È un giovanotto. Ah, vostro padre è un giovanotto. Sì. Vabbè, allora è stata trovata una scusa, sentite, c'è stato, vedi che non ti posso sposare. Ah, perché mo sto cacciando i carte per la leva, ecco. No, non ci poteva dire questo. E perché? Perché ella già sa che io già sto in seconda categoria. E a dove mettere a voi?
mi hanno assicurato che mi posizioneranno in uno dei più bei reggimenti, E quale reggimento? nella cavalleria in mare. Signore, vedo che avete tempo da perdere e voglia di scherzare, Ma non scherzo affatto, scusate. Sentite, signore, un'altra domanda, scusate se entro nel merito. Ma lei perché vuole cambiare casa? Perché? Perché? Per la lontananza che tiene dal teatro. Lo sapete, l'abita. Che sta facendo? Giro! Sopra la Cesaria. Cesaria. Ed è stata scritturata. Battaglia. Giù, al mercadante. Un mercatante! Non volevo, non volevo se un mercatante. Capirete come fa la poverina ad andare e venire, andare e venire. Se spezzo un filo e va a bascia, 4 volte al giorno, il vostro appartamento è proprio qui vicino a mezzodì e mi hanno assicurato che vi prendete 7 lire al mese ed io, se voi me lo date, vi pagherò un'annata anticipata di 84 lire, cioè come? 84 lire, 84 lire, 84 lire. Sangue di bacco, chi sta da essere un buono testimone? E poi sto fatto, la appiccica viene sicuramente. Signore, scusate, io ho tutta l'intenzione di darvi la casa, però devo chiedere a mia moglie, sapete, io senza il suo consenso non faccio nulla. Ma che bravo, si vede proprio che siete un marito affezionato. Come da lì? Marito affezionato. Ha ricordato questa parola? Ma perché? Perché può darsi che dici coppa una parte casaccia. Rosella? Come andate? Andate a chiamare mia moglie, ditele che se sta comoda e se le fa piacere, venisse un momento qui che le devo dire una cosa. Va bene, permettete. Speriamo che sia capace. Signore, come vi ho detto prima, io ho tutta l'intenzione di darvi la casa, speravamo che pure si dicesse che sì. E mo vediamo, una parola io, una parola voi. No, più voi che io, non ci voglio parlare. Ecco qua la signora. Eccomi qua, marito mio. Rispettabilissima signora. Signori. Cara Amalia, il signore qui presente è venuto per fittare la casa al primo piano. Benissimo. E avete fatto l'affitto? No. E tu sai che senza il tuo consenso io non faccio nulla. Il mio consenso. E a che serve? Il padrone sei tu, marito mio. Ma no, la padrona sei tu, la casa è roba tua e tu ne devi disporre. Ma che dici? Il padrone sei tu. E tutto quello che fai tu sta tutto fatto bene. Ma no, la padrona sei tu. Ma no, sei tu, marito Ma mio. no, sei tu. Ma no, sei tu. Mamma mia, come so fare nelle sirughe. Dunque, come li facciamo? Li a sta casa? Sei tu c'ha una ragione. No, si lavora tu c'ha ranno. Se poi tu, io per me non c'ha. E manca. Sentite, voi la casa non è che me la regalate. Io vi pagherò un'annata anticipata di 84 lire. Signore, ma non è per questo, è che mia moglie ancora non sa per chi serve la casa. Ah, ma non serve per lui. No, il signore è ammogliato, vive con la moglie. Don Felice, vi prego, non fate sapere i fatti miei. No, per carità. La casa serve per quella tale ballerina Emma Carcioff. Va bene, che male ci sta? Come tu vuoi fittare a casa una ballerina? Voglio, ma io non voglio niente. Se poi tu gli sono contenta, la tua volontà è pure la mia. Ma che brava, si vede proprio che siete una moglie obbediente. Moglie obbediente. Signore, ricordatevi questa parola. Ma perché mai ricordate? Don Felice mo dipende da voi. Aspettate un momento, mi stracciassi i panna a colla per quando è certa morte. Ma moglie mia cara, tu prima eri tanto avversa a affittare sta casa e mo... E mo sei fatta capace, ma ora? Ma non, signore. Chi le statisse che non l'ha voluto mai affittare? Io? Ma moglie mia cara, non dire le bugie. Tu mezz'ora fa, quando ci è venuto a dire la cameriera, non poco facevo correre la cavalleria. Io? Ma tu sei pazzo! Pazzo! Signore, ricordate come mi ha chiamato pazza? Già, perché se non era pazza non mi pigliava stravagante con te. Stravagante? Signore, ricordatevi che mi ha chiamato stravagante? Signore, è un anno che sono nell'inferno. Questa donna non è una donna, questa donna è una tigre. Tigre? Signore, ricordatevi che mi ha chiamato tigre? Sì, è che ci vuole un quintetto di carta. Vattene, che tu non eri degno di sposarti a me. Io ero un signore. Mamma ti era una portusale. Signore, la mamma che si spiava 5 soldi un buco. Ma me come ne porto? Mamma, ma ti ha già detto tante volte non a mamma, ma la mia famiglia ti ha nobilizzato. Vattene, tu ti hai sposato senza un cappiello. Vattene, baccalaiolo. Bacca
Baccalaiolo! Signore, ricordate come ha chiamato Baccalaiolo? Vattene Sandraglia! Sandraglia! Signora, ricordatevi che mi chiamate Sandraglia! Ma che altro volete più? Ah, sto porco! Porco! Signore, ricordate come ha chiamato porco? Signore, come vi chiamate? Non rogo un uomo canato, ma questo succede che cosa? Come vi chiamate? Mi chiamo Nicola Copircio. Nicola Copircio. E abitate? Di Convisio numero 17. 17. Che brutto numero. Signore, come vi chiamate? Francesco Stoppa. E abitate? Salita al museo numero 80. Benissimo. Signore, potete andare. Signore, io che vengo che rimane parlando. Sì, state freschi, che sono di pazzi, poi scende a capo e scappa. Arrivederci a tutti e due. Mi chiamate Sandraglia? Sì, Sandraglia. Sandraglia e mezzo. Siete? Uè, tu hai visto? Ma dove ti sto pattero? È vero con me, che vieni? Mamma mia, ma pare 1000 anni che non mi scende sto ballo, non me ne filo più. Ah, ieri sera, la prova generale, fu una ruina. O si contatta, succedette l'impossibile. Perché la prima ballerina non si sentette buona, se ne avette io. Per non parlare poi, la scena in da caverna. Il macchinista si sbagliava e mentre stava a scendere la caverna si era puletta tutta la macchina e caretta tutta la neve in da caverna. Capirete, signori miei, ormai carea neve in da caverna. Insomma, un fracasso, un frastone, un maestro di ballo che luccava, l'impresario ancora peggio. E alla fine con chi si pigliano? Con me, che la direttrice. Insomma, mancano ancora parecchie ballerine e fra poco comincia il concerto. Ieri sera tenevo una capatanti, ma mo la tengo ancora più tanta. Lo sai che faccio? Vado a finire dall'impresario perché sennò stasera io lo sento. Avete ragione, ma sapete com'è? Io sono la direttrice e ho 1000 pensieri per la testa. E poi la prova generale. La prova generale. Ma come parla questo? Appunto dicevo, la prova generale non è andata proprio come doveva andare. Insomma, c'è stato qualche intoppo, qualche inghippo di troppo. Mi avete detto? Dicevo che c'è stato qualche intoppo, qualche inghippo di troppo. E insomma, signore, è successo un mezzo pasticcio. Signore, ma che vi ridete?
fatto l'assistenza alla prova. Sì, ero in un bel porchetto al primo piano e mi stavo spuzzoleando la musica, il concerto, i balletti e poi succedò quel guaio. E questo che cos'è? Quello alla fine è successo l'effetto teatrale prima del tempo. Nevi in da caverna. Nevi in da caverna. Signore, queste sono cose che possono succedere. Io l'ho detto, questo teatro è straniero assai. Ehi là! Dite, signora, dite. Tenisse per il chin? E che vengo il chino io? No, che cosa avete capito? Io volevo dire se avete fatto la ritrovanza di un ricchino che ieri sera io perdò nel porchetto. Non dovete chiedere a me, io sono la direttrice. Dovete chiedere all'addetto delle pulizie, al sorvegliante, al secondino. Vediamo dove la trovo tutta questa popolazione. Signor teatrale per un mercato. Che ne so, nei camerini, nei corridoi, nel palcoscenico, ma che ne sacci io? Io già l'ho detto che il teatro è straniero assai. Ehi là! Dite, signora, dite! Allora io me ne vacche. Però io vi volevo dire una cosa. Io ho da fare dei bisogni ripellenti, ma poi subito qua dormo. Facete come volete voi. Ma lo sapete che siete schistimati abbastantemente? Ma come? Io perdo un modello valoroso e voi non ve ne dissecate. Ma come lo prema a me l'orecchino vostro? Ma era un dio te la manda. Ma non leva me, ma non pigliatel, ma non guardatel. Schistimata! Mammifera! Chi ha trovato l'orecchino? Finalmente se ne aiuta. È permesso? Prego. Un'informazione. La signorina Vacarcioff è venuta? No, non è venuto ancora. Meglio così, perché c'è già una brutta notizia. Ma che notizia? Che notizia? Quella voleva essere affittata all'appartamento luogo vicino, ma non c'è stata alcuna possibilità di poterla vedere. Sono andata a parlare con il proprietario, che vuoi che fa? Non mi ritiene una pazza. Però ho pensato di scriverle un biglietto, così quando viene ciulata, tenete un foglio da busta. Tenete l'angoppo, c'è sta tutto quello che vi serve. Grazie. Emma, mia bella, e cara, e dolce, e muccia, ho fatto tutto il possibile per fittare quella casa che a te piaceva tanto, ma non ci sono riuscito. Spero di essere da te compatito. Punto e dito. Stasera ci rivedremo, lo spero. Punto esclamativo, 3 punti esclamativi. Vabbè. E ricorda, ama sempre il tuo eterno e sempre. Che
sta? Che è stato? Come che sta? Invece di scrivere compatito, c'è scritto compatato. E che fa? Che le so buone si fanno l'insalata. Ma vedete come si batte che si fanno l'insalata? Basta, ma sapete che faccio? Quando vengo giù di cappuccio, e che diavolo devi venire pure a mangiare? Ditemi una cosa, direttore. E muccia mia, per quanto altro tempo ancora può fricare? No, ma che le sarà per venire? Fra poco come giù un certo. Benissimo, allora ma sai che faccio? Me ne vado e ritornerò tra un quarto d'ora. Facete come volete. A capo non ci sta. Che è stato? Prima, passando per il corridoio di questo teatro, per terra ho trovato questo orecchino e in qualità di direttrice ho pensato di darla a voi. Ah, avete fatto bene. Grazie. Arrivederci. Ma vedi com'è curiosa, che se devo fare ancora amore. Che storiccina ad essere che la scucciandona. Lo sai che faccio? Mi metto in questa carta. Sapessi a perdere. Ah, non piace perché la scucciandona. Ah, e speriamo che stasera sia tutto cose buone. A scendere la neve e a scendere la caverna. Ma poi quando tutto manca che ce ne porta, sapere non riesce a scendere da uno. A scendere la neve e a scendere la caverna. Scusate, Prego. sapete se è venuta la prima ballerina? No, non è venuto ancora. E potrei attenderla sul palcoscenico? No, sul palcoscenico non si può stare. Ah, ho capito, forse staranno provando per il concerto. Sì, per il ballo nuovo di questa sera. E qua invece posso aspettare? Sì, quasi volete lo potete pure aspettare. No, ma figuratevi, io sto sempre alle piedi. E facete come volete. Ma qua non si può fumare. Non venite là, sta scritto vietato fumare. Ah, avete ragione, è vietato fumare. Signori miei, lasciatemi assentare, lasciatemi rifiatare. Ho fatto una carriera da casa fino a qua. Signor, ma voi state andando a toccare come state agitato? Sì. Io, lasciatemi rifiatare. Non ce la faccio più. Io sono un poco chiattulella. Ah, signore, non può che giattulella. Non può, perché la mi pare una balena? Lasciatemi rifiatare. Sei stata la creatura. E come mi fanno male tutti gli estremisti. Signor, io vi volevo dire che ho parlato con la popolazione. Ho parlato pure col vigilante. Con chi avete parlato? Col secondino. Col guardiano. Insomma, in uno stage con qualcuno ha già parlato. Dunque, voi mi dovete spiegare. Quando si fa la perdanza di un monello valoroso, a chi si bisogna fare il domando? A chi si bisogna? Sei ingannata, signora. Signore, scusate, ma avete perso qualche cosa? Sì. Io adesso ve lo riscrivo. Sì, ve lo dico subito. Ieri sera, mio consorzio Gaetanino mi affittò un bel porchetto al primo piano per sentire il concerto del ballo nuovo. E mentre ci sentivamo la musica, i balletti, tutto. E quando succedò quel guaio con la neva, che volete che vi dica? E se ci volete dire, ci decide, se no lo date retta. No. Ve lo voglio dire. Infoscata di mente, dovetti prendere dalla ricchia di me medesima il ricchino. Oh, ahimè, io non me ne accorgio. Sciable scialco. L'avete ritrovato? Ah, sì, signore, l'ho ritrovato. Ma facete perdere tutto sto temporale. Ma bella questa, bella prima palla e poi se la piglio cullate. Sì, signore, diceva è stato ritrovato un ricchino. Ma vi dicere come è fatto? Avete ragione. Dunque, io adesso ve lo riscrivo. Eva? Chi è Eva? Sono vostro? No, io non ne tengo, sorelle. Mammina mia mi ha fatto sulla me. Per fortuna.
E allora chi è, signore? Eva, so io, sto facendo la sottoscrizione del Ricchino. Dunque, Eva, un bel cianfo di cavallo e nel mezzo del chicchietto c'Eva. Obrite che c'è steveva. Eva, c'è Steva. C'è steva. Una bella preta di Dio te la manda. Ma forse voi volete dire diamante? No, scusate voi, ma in pulito si dice Dio te la manda. Lei poi non lo sa. Non è che è troppo restituita. Essa sì, ha fatto scuola, te la verità. Ma e vedete si è chiesto? È proprio essa. E mo me ne fatti Don Giulio. Don Giulio? Date a Don Giulio quello che è di Cesare. Signore, ma senti Don Giulio, perché ce la vita a Cesare? Allora, date a Don Giulio quello che è di Don Cesare, a Don Cesare quello che... Allora, date a Don Giulio quello che è di Don Cesare, a Don Cesare quello che è di... non sa, mo quella è gente di antiquariato, stava nell'antica Roma. Insomma, adesso vi aspetta la mangianza. Signora mi ha pigliato un cefro. No, non posso accettare. No, ecco qua una bella mangiatoia. Mo mi ha pigliato per una vacca. Tenente. No, signor, qua non c'è nessun tenente. No, voi tenente. Mo sono passate i gradi. Queste sono 2 libere. Sei proprio appiccicato con la grammatica. Mo se non mi pigli facciamo notte. Grazie assai. Questo teatro è straniero proprio assai, Ma questo è il palcoscenico? Sì, questo è il palcoscenico. Dove stanno gli artisti? E potrei trasire. No, là non si può trasire. Sì, no, sì. Non si può trasire. No, là entrano solo quelli della compagnia. Avete ragione. E allora io me ne va che... Statevi buona. Signor Antonio! Egregissima signorina Emma. Che ci fate qua? Ma io attendevo voi. Direttrice? Dite, signorina Emma, Sono arrivate lettere per me? che sta mi pigliata la postina? Sì, signore, una sola. Una sola? No, Emma ne voleva una quarantina. Sì, una sola, eccola qui. Grazie. Prego. E adesso la leggete? No, signor, sa la magna. Signor, cosa fa che lettere? Se leggono. Oh, ma Eggio è il ballerino. No, lui è l'avvocato. Non è possibile, a così curto. Signor, ma perché l'avvocato all'estero per forza lungo? Sì. Ma Eggia, chi è? Lei è la prima ballerina. Questo è quello che ieri sera ballava con quello bello, giovane, alto, bello. Ieri sera. E come va che sei scambiata? Ieri sera mi rappresento una fata e di mattina non troppo mi piacquò. E vire si apre e esce con quella lingua. Mi si propone una scrittura per la Grecia senza anticipo. Dovrei essere pazza. Ma che Grecia, voi che dite? Voi non potete più lasciarci. Al pubblico levereste una celebrità e dal mio cuore un palpito. Ma voi mi mortificate, mi adulate troppo. Ma no, voi siete il cuore di tutti ed io non vi adoro. Niente, non l'ho avuto con voi. Signor, statemi zitto. Ma quello ha detto quella parola. Ma non si dice. Basta, signor Antonio, permettete. Ma come, mi lasciate? Partite senza dirmi nemmeno una parola. Una sola parola che possa mettere un sorraggio di speranza nel mio povero cuore. Voglio sentire. Ebbene, signor Antonio, vorrei dirvi 2 sole parole. Voglio sentire. Per regola vostra, io non ammetto più aberrazioni per amore, poesia, platonicismo. O vivere con l'arte mia, o trovare un uomo che possa sposarmi. Le adulazioni e le belle parole non fanno per me. Molto bene! Ma con chi la vita? No, non l'ho avuto con voi. Signor, statemi zitto. Signor Antonio, vi saluto. Benissimo,
E l'hai capito, ma signor, voi sapete che avete toccato i nervi? Ma chi va a tanta conferenza, vorrei sapere? Pire quanto è brutto, ma pare una palla e baccalà! A me dalle baccalà! Schistimato! Mandrillo! Oh, ma come a me dalle baccalà? Hai ragione che non ci sta il mio consorzio Gaetanino, se no te la facevano un zanganno sta parola. Ma come? Io scherzeggio chi le parla in baccalà. Mandrillo! Pipistrello! Signora, ci vedremo. Ma tu non mi conosci, ma tu non mi conosci. Ma io vista sei tu poi che ho passato che ha detto. Eccomi qua. Senati. Direttrice, e lei è venuta? Ma è la chi? Come la chi? È muccia mia. Ah, sì, è venuta. E da quanto tempo è venuta? Ah, è venuta da poco, però poi si è fermata a parlare con un giovinotto. Un giovinotto. Un frate. Oh, frate, ma quando mai? Chi era una casa voleva un chiano poco. Però la signorina Emma l'ha detto certe parole, l'ha fatta rimanere con tanto palme in naso. E allora un'altra preghiera. Ah, basta che abbiamo cercato soldi, Un soldo. Ma potessi chiamare un momento? che saccio. Mo vega, perché se non si stanno vestendo, vedremo. Chi le ci stanno tanta cassa, non signor, o tu hanno proprio patella. Non siamo usciti da sta cosa arrivederci con Germa. Hai vestito un coppa al parco per dire soltanto che belle gambe catenabili ma ballerina. Pronto, ti metti uno scappasato, un coppa al palo che mi facete piangere per me sola. Ecco qua la signorina Emma. E muccia. Ah, finalmente vi siete fatto vedere. Ebbene, la casa? Ma vedete come va bene, appena mi visto, mi salutate. Noi, muccia mia, non c'è stata alcuna possibilità di poterla vedere. Sono andata a parlare con il proprietario, è intervenuta la moglie, e si tocca appiccicato. E se non me ne scappava, appiccicato pure io. E muccia. E muccia. E come si fa? Quella casa mi piaceva tanto. Non ti preoccupare, muccia mia, ne troveremo un'altra. E va bene, non ne parliamo più. A proposito, vuoi qualcosa? Desideri qualche cosa? Vorrei delle paste. Delle paste? Subito te le vado a comprare. E muccia, Sì. ti piace il cannolo alla siciliana? Assai. Ah, e adesso il tuo Gaetanicchio ti comprerà un bel cannolicchio. Ma signorina Emma, ma fra poco inizia lo spettacolo e voi state ancora così. Mamma mia, quanta fretta! Ricordatevi che io sono la prima ballerina. E soprattutto sono la carcioffa. Durate e fritto, e sto pure là, dai. Mannaggia l'albero la mamma, non me ne filo più camminare. Per tutta Napoli non sono stati capaci di trovare chi Lucan di Don Nicolò Virgine. E già io tu vedi un piso numero 17. Esce un vecchio con una parottola a mano che si non mi deve buscare pure.
Sono venuto qua perché mi sono ricordato che essa faceva amore con una certa ballerina, una certa Emma Carcioffo. Ma voi saprete dove sta Emma Carcioffo? Poi Emma Carcioffo che sta scritturata? Ma mo a chi sapesse di mannà? A chi sapesse di mannà? Voi che questa parte? Il cannuolo per il buccio, il cannuolo per il buccio, dove sta il cannuolo per il buccio? Ah! Ah! L'ho bucciato finalmente! Quanto passano guai? Ma capita fatta, ma vi da mandato qui che mi sono numero 17, era un po' come facevo a buscare. Queste sono azioni che non si fanno. Scusatemi caro signore, io sapevo perché volevate sapere il mio nome e soprattutto il numero della mia abitazione. E poi, nel modo in cui me l'avete domandato, mi avete fatto prendere una paura che sono stato costretto di dirvi una cosa per un'altra. E io vi ringrazio tanto. Prego. E tenete carino. Niente. Perché te vacante? No, è pieno. È pieno, che ci sta a ridere? Ci sta. Biancheria pulita. Biancheria pulita. Dunque signore, io avevo detto che la casa ve la fittavo, ma se volete la casa ve la do anche per 5 lire. E come va? Va che da venire un momento con me. Basta che ci dicite all'avvocato che siete stati presenti alla piccica che esse mi chiamate porca e baccalaiolo. Sì, mi faccio pazzo, mi faccio fu testimone, sta cosa ripeticchi moglie, ma che volete fa passare guai? Se volete la casa ve la do anche per 4 lire. Ma senza fu testimone? No, facendo un testimone. E allora signora, la casa non vuole nemmeno separata per senza niente. Dunque non volete proprio addivenire? Non posso addivenire muccia per muccia. Siete vecchi scorpioni. Qui! Brutto scimpanzé. Ma dico... Ma non lo fate testimone? No! E allora tanto cammina in forma e scopre moglie da dove sta in casa. E quando l'ha già scoperta, l'ha già raccontato tutti i scostumatezzi e tutti i purcari che aveva facendo. Sì, ti voglio rovinare, ti voglio soppissare. No! No! Signore, non mi rovinate, non mi suppissate. E allora venite con me, hai fatto? Andiamo dall'avvocato, sporcaccione! Andiamo dall'avvocato! Aprite! Che bugiere, ma è che si mi trovo con coppa, sono rovinato! Mi devo nascondere! A non mi c'è nascondere! A non mi c'è nascondere! Ma una magari che sta parte! Annoiato, che sei palcoscenico, che non si può trasire. Ma c'è nascondere! No, è giusto che sei un mezzo pazzo. Ah, Che mi sta diventando? e muccia. Ah, vi ho trovato finalmente! Solo questo ci mancava. Signore, io sono stata soprassalita Santa Teresa numero 80. Il numero 80 invece di essere un palazzo era una cantina. Ma dite, ma perché mi avete mandato in una cantina? Ma voi volete la combinazione a questa dove la dovevo mandare? In dalla cantina. E mia cara signora, vi siete sbagliata. Io le dissi il numero 180. No, voi siete un bugiardo, non abitate. Che tenete caduto? Ah, niente? Ma come niente, un pacchetto vagando? No, è pieno. Ma è pieno di che? Di che cosa? Che ci sta? Il merbiancheria, calzini bianchi. Ah, calzini bianchi, signore. Venite con me in questo preciso istante dal mio avvocato. Ma perché? Perché mi dovete fare da testimone. No, non voglio fare nessuno testimone. Niente. Signore, se volete la casa ve la do per 2 lire al mese. Che va a fare questo caso, allora dama se parli. Venite, signore, venite con me, altrimenti, benché donna, sarò capace di qualunque cosa. Ma che è stato? Ma che succede? Che sta succedendo? Ma che? Ah, mamma mia! Ma l'avete combinata! Ma che avete fatto voi? Ma vi davate la quinta in capo! Ma ditemi! Che? Mugliere, ma! Bravo a Don Felice. Per venire a trovare qualche ballerina siete venuto sul palcoscenico e siete stato ciaccato. E io sapevo che Zitto tanto, guaglioli e muccio per terra! Non signore, io non sono venuto a trovare nessuna ballerina. Voi piuttosto chiusate che state a cangoppa. Io non sono venuta per nessuno. Questo signore sa tutto. No, non c'è niente, non voglio sapere proprio niente. Signore, venite con me. No, venite con me. No, deve venire con me. No, con me. Con me. Signor, no, da pigliato un mercato. Ha ragione la signora direttrice, sul palco non si può urlare. Usciamo e ci appiccichiamo. La scimma ne scappa. Andiamo? Andiamo subito. A parlare fuori. Andiamo fuori.
Dorotea, e che ne si muove la coppa? Maccino! Che la sa questa? Che va fuori? Allora! È morto. Sono stata tradita! E chi Mio sa? marittimo ha scritto una letteratura a una certa carciofola dicendole che non le ha potuto affittare una casa. Gente! Povero. Possibile. Voi siete la moglie di Francesco Stoppa. Ma qua stoppa. Non signore, che siamo moglie di Nicola Cupierchi. Ma qua Cupierchi sarai tu. E chi vuol fa? Mio marittimo si chiama Gaetano Papocchi. Gaetano Papocchi? Sì, mi voglio separare. E voi mi farete da testimonaci. Va bene. Io lo farò a voi e voi lo farete a me. E pure a me. No, a me. No, a me. No, a me. Da Giancucciato. Dorotea! No, va. Oh, si deve acchiappare. Brava, signore. Si può rimasto. Perché se nata prima morire che pure vicini sono poco seccati fa uscire. Uè, Giacomino, tu stai qua? Sei vostro, eccellenza. Sta una folla da fuori che non si può passare. Eccellenza, avete fatto poco tardi stamattina, eh? Lasciami stare, Giacomino. Stanotte ho fatto una nottata chiara io e quella povera infelice di mia moglie. Eccellenza, ma è figliato o no? È figliato? A dove? Non è figliato per niente. Giacomino, sto con un pensiero che non ti puoi credere. Tra le altre cose, Giacomino, io tengo 7 figlie femmine. Non ha già mai potuto avere un maschio. E ti assicuro che mi toccaria a 6 nervi si facesse nata femmina. Ora è già rimasta a casa, ti dico lui. Eccellenza, lasciate fucire. Penso che avete una buona notizia. È già rimasta ritta la cameriera, che appena moglie mi figlia, ma non resta a dire subito, e mi facesse sapere se è maschera o è femmina. Giacomino, tu tieni una figlia. Quanto maschere, eccellenza? Un semplice uscire, 4 figli maschi. E un presidente, 7 figlie femmine. Beh, Giacomino, si fa nata femmina, parola d'onore te la regalo a te. Avete mandato a città. Signore, avete ma che decidi? Lasciami stare, ti tengo la capa che non stancato. Tu mamma crede, sto una coppa alle spine, me ne vorrei tornare a casa. Eccellenza, ma che state paziando? State a fare causa di un felice sciosciamuffa che si può sportare con la moglie. Ma avete ascoltato? Già, ti ripeto, che la capa non stancava. Sì, va, fammi accagnare sta camisa, che per correre qua sono una zuppa di sudore. Giacomino, o fuma? Che ne sai? Così sperando. Si fa nata femmina te la regalo. Si sono così pazzi. Scusate, a casa fa la causa di autonomia. Sai, che io padrone vostro. Non felice sciosciamocca. Signor sì, è caro. Dicetemi il nome vostro, perché si sarà andati a testimoni. Io mi chiamo Rosella Paparella. Io mi chiamo Michele Pascone. Io mi compro il Rosella Paparella e Michele Pascone, siete testimoni, ascoltate qua.
Scena l'uovo che non posso miserere. E il tassetto da poco. L'uovo animale. Ma statemi a sentire! Don Antò, lasciatemi, erisse che mi scorfi di mano. Ma chi era? L'avvocatino Guillermo. Ah, don Anselmo. Ma come? Ma la prima volta che mi vedete cancoppo, te ne tu coraggio mi chiama marito impossibile. Io marito impossibile. Scusate, io so questo. Ma se oggi si azzarda solamente a mi guardare, con i pugni, o scassato! Signori, non hanno caro. Io più zitto, là dentro, presorella, si sta cagnando la camminata. Scusate, cancelliere. Ma che cancelliere? Quello non è il cancelliere, don Felice. Non signore, io sono l'usciere. Ah, voi siete l'usciere? Allora mi raccomando a voi, io che la femmina non mi fa più da sopportare. Ma se vinco sta causa, vi regalo pure a voi. Don Felice, ma che state facendo? Che c'entra lui? Quello è l'usciere. E quando arriva il presidente, sapete che fa? Dice, fate loco. Allora signore, volesse c'era, ma non posso fare niente. Può fare niente? No. E va là, vattene, chi non può fare niente, mette a conto i fatti miei. Sì. Ma chi non cade mi ci fattoso? Ma tu sai che mi pare una bottiglia di nostri. Avvocato, ma questo insulta. E non importa, sta nervoso. E stanno poco nervoso, sta più conmigo. Te ne vai o no? Se no ti vengo un cappiello in faccia. Ci hanno fatto la rosa prima mattina, ci hanno fatto. Venitelo qua, Avvocato, che mi fa? Te stai zitto o no? E non importa, ho pregato che sta nervoso. Don Felice, state zitto. Ma sta nervoso, sta più conmigo. Ti ha fatto la volontà di uscire. Don Felice, venite con me. Ah no. Là. Dovete stare zitti. E quando comincia il processo, dovete aspettare me. Se c'è qualcosa da dire, ci penso io. Pensate voi? E si capisce, sono io il vostro avvocato. Va bene. Zitti, da moda vostra moglie. Signor, non casite. Che cazzo di sé? Sta di sé, ascoltate. Ah, la sto mandrillo vostro, c'è sto marito vostro, non dite niente. È venuto un fama. Don Felice, vi conviene salutarla. A vostra moglie. Avvocato, io mi faccio pazzo. Che le mi fate passare un po' che salto io stesso. Voi salutarla, fate vedere che è lei la birbante. Ah, ho capito. Allora ci va, bravo. Brava, andate. Questo è il mondo, e questo è il mondo. Don Felice, attoiate. No, vabbè, che faccio capo da coppi, da capire? Oh, cara signora. Allora, mi avete fatto fare sta bella figura. Bravo. Oh, ma è forte, sa, che la torta fa pure la parte sostenuta. Dica assassino, te ne pure un coraggio di salutare. Sì, signore, non dovete ballare, Avvocato! non dovete parlare, ci sono io qua. Quando uno saluta, bisogna rispondere. Statevi zitto, non parlate con lei. No, ma io non allaggio questo. No, l'allaggio con una persona che stamattina l'ha già salutata e se non mi ha risposto. Se io sapevo non l'ha salutata. Ma io non tengo che te faccio commettere tu. Signore, non aprite la bocca, non aprite la bocca. E allora? Ma io non ci allaggio questo. Io ci allaggio con una persona che sta rendendo ridicolo abbastantemente. Ridicolo poi. Bravo, non ci ho avuto piacere. Mi state casando, credo. Sono ridicolo. Io avrei voluto che aveste tolto altre cose. Magari si può scassare una seggia a capo. Ma non mi caricate, poi vedete che accusa che faccio io. Si accusa 3 napolitani a coppa. Signore, prego, da questa parte si trovano là. Don Gaetano mio, vieni quanto è bello Don Gaetano, un galantomma, è sempre galantomma, vieni qua, vieni quanto è bello. Guardate per stimare la faccia. Don Gaetano, ha ricordato un porco e baccalaureolo. No, io ho altro per la capa. Mia moglie si vuole dividere assolutamente da me, capite? E che me ne preme a me? E a me come ne premete? No, voglio dire, non me ne preme oggi, forse me ne premerà domani. E a me non mi preme né oggi e nemmeno domani. Va pure, andiamoci a settare, Sì, e già si va un posto, e già si va un Quando posto. stai scucciando? Cacca, vicino a me. Togliete No, sedete. Don Gaetano, i taricchi ragazzi che stanno presenti alla piccita e essi mi ha chiamato porco e baccalaureolo. Ancora questa storia, non silenzio, per carità. Chiama, Don Gaetano, facetemi questo piacere, io mi tolgo l'obbligazione. Vi ho preparato una cosettina che mi fa proprio piacere, sì, è una sorpresa. Dice che cos'è? Non lo so, non si può dire. Voi facetemi un buono testimone che io non intendo.
Mi hai preparato una cosettina. Dici che cos'è? Non lo so, non si può dire. No, mi sembra pazzo. Avvocato, c'è tempo assai? È questione di pochi altri minuti. A proposito, vi devo dire una cosa. A me? Sì, a lei. Mettiamo tutto qua. Dove l'ha doiato? Devo dire una cosa all'avvocato. Uscite fuori? Oh, signore, siamo qua. Lo convoca? Come? Mucco no. Che cosa? Dico non uscite fuori, state qua. Sì, signore, siamo qua. Lo convoca? Ma come lo comunque, No, voglio dire, lo convoca, mucco capo. mocca a me, mocca a te, mocca figlio del re. Ma che volete parlare questo? Dico non uscite fuori, state qua. È certo che siamo qua. Va bene. Non uscite fuori. Non scocciate. Non uscite fuori. Lo convoca. Dunque, avvocato, cercate di risolvere questa situazione che tengo con mia moglie. Ma perché di che si tratta? Cosa si tratta? Sono 15 giorni che è andata a vivere dai parenti suoi. Si vuole dividere assolutamente da me, capite? Ho capito, ma dico perché? Perché? Per una lettera che io scrissi ad una giovane fanciulla e che mia moglie appunto trovò. E voi di queste da scrivete ancora in lettere, figliola? Avvocato, cosa volete fare? Questi sono errori di prima gioventù. Di prima gioventù? L'anima della prima gioventù! Avvocato, ma ho sapito che un padre non può capire moglie. Oh, padre, ma perché te ne pure un padre? Ma perché tutti e due mi fanno le figlie che tengo a papà? E dunque te non mi fa piacere, non mi facete ridere. Ma io tengo pure il nonno. Oh no, questa poi... No, un nonno usaccio conosco. Lo conoscete? Dove l'avete visto? Come? L'ha già vista nella rubrica mattina in coppo museo. Certo, lui va là a passeggiare. Sì, ma non stava fuori, stava dentro. Ma certo che stava dentro perché lui è appassionato, va lì per vedere gli elfi, le ninfe. È un numismatico. E poi i putti, il tempo che perde vicino ai putti. E chi le vicino ai putti stai? Veramente? Sì, se vede lo scaravato di cristallo così. Ma che era una mummia, mio nonno? A voi sto scherzando. Ma questi sono scherzi su cui non mi piace proprio scherzare. Io ti passo a dare, ma chi vi dà tanta confidenza? Voi non uscite fuori. Ancora! Lo comunque. Dietro la strada. Non fa niente. Dunque, Dicevamo, lei poi sfocò bastantemente la sua ira funesta, capa facette una mazziata numero 1. Voi va a tetta? Va a tetta, avvocato. Io sono stato l'altra sera in Danuretta, tengo sta spalla, e la pozzo proprio muovere. Don Felice, venite, questa è proprio buona. Che sta? Che sta? La moglie a tetta. La moglie a testa! Ma perché non li ho pregato di non dire? Ma che esco fuori, lo dico a tutti quanti. Don Gaetano ha buscato la moglie, la moglie era battuta, Don Gaetano ha buscato la moglie. Avete visto, non so perché, lo stavo tutto a Napoli 36 casati. Ma non vi preoccupate, Don Gaetano, vedrò di accomodare tutto io, non vi preoccupate. E allora se per questo vi ringrazio anticipatamente. Va bene, sediamoci. Signorina, prego, accomodatevi. Grazie. Povero Don Gaetano, assettatelo. Avvocato, un'altra preghiera. Dite, Don Gaetano, dite. Venite qui ancora. Come pigliate la volta? Ma perché tu? Oggi è il turno mio. Ma siete scucciati, silenzio. Non uscite fuori. Allora, Loghi. Sarà tutto là. guardate, quella lì è quella giovane fanciulla che io scrissi quella lettera che mia moglie trovò. Ah, è questa qua? Sì, signore. Ti voglio acconciare, ti voglio. Come lo pare? È molto simpatica, molto simpatica. Carissima signorina Emma, e chi lo poteva dire che dovevamo incontrarci qui in tribunale? Beh, cosa ci volete fare? Ecco che cosa succede quando ci si fida troppo degli uomini. Degli uomini va bene, ma voi adesso vi siete fidati di un mandrillo. Don Gaetano, voi. Uno appena sente mandrillo subito si accorge che siete voi. E uno non appena sente babbuino subito si accorge che siete voi. Gli altri passata, chi vi è data confidente, Mamma mia, stavo... ma io ci accompagnare, Non guidate. passata per piacere. State qua, non uscite. Avvocato, ma io vi ho pregato, però. Scusatemi, mio caro signore, ma io non so proprio come una donna può innamorarsi di un uomo come voi. Lui disse che voleva sposarvi ed io a questa lusinga non guardai né l'uomo, né l'amante, né il mandrillo, ma il marito. Il marito! Ma guardaste, il marito della signora! Voi siete un imbecille! Ah, imbecille a me! Sì, a non voi. l'ha luccato.
E vi ho pregato, tu sorella, se sta cagnando la camisa. Chi sei loro che si sta cagnando sta camisa? Questa parola me la pagherete. Ve la pagherò come si pagano tutte le vostre parole. Con voi non mi posso mettere perché siete una donna. Mandateci una persona vostra e ce la vedremo. E va bene, vi manderò mio fratello. Benissimo. Mandateci pure a vostra sorella. Mira chi state, mira chi state. Fate la carità, un povero cielo. Ha già perso la vista in l'occhio, fate la carità. Ma la volete smettere? Ma voi riparite un pozzetto che cerca le lemosi. Ma non pezzente, io so bene. Da quando si arrabbia, quando è terribile. Che fa, che fa? Che fa, spruzza. Che era una vongola che andiamo a assettare, Sì, era pure come da scopo. andiamo, dai. E già si fa un posto. Vedete? No. Gennari, assistete qua vicino a lui. No, caro signore, là non può stare. E perché non può stare? E che ne stiamo là di sta maniera? E che c'è che sta combinando di questa maniera? Mo' un testimone come si trova bene? Mo' ci muovi con la cravatta e con il frac bianco. Venite qua e assistete, Gennari. Va bene, ci lasciate stare. Ma insomma, che potete mi sembra? Che sto Lazzarone che è saltato vicino a me. Lazzarone? E quando mai avete detto questa parola? Io la dico. Non la dovete dire. E io la dico. Non la dovete dire. E io la dico. Sapesse lui che la casava chissà. Ma chi è Ariosto? È Alfini. Ma è istruito lui. È istruito. Chi la sapeva fatto lo schiavo? Perché stavi in queste parisce? Gennari, siamo assi. Due litri, lo schiaffo, talmente forte, la manduzza è tutta la faccia, capito? Ma vorresti lo cuscino, un lunetto, un tavolino esposto di che puzzi di cipolla che è bello! Signori, e non va a luccare. E vi ho pregato. Oh, presidente, se sta cagnando la camisa, ma capito? Ma puzza di cipolla! E siete valore. Non signore! Puzzo di cipolla. A chi sto facendo venire puzzo di cipolla, non puzzo di cipolla? Non cagavo, questa puzzo di cipolla. Se non volete spiegare puzzo di cipolla, ma buttare da parte per nascere. Ma mi dici, scusate un testimone che è puzzo di cipolla. Ma comunque signore, poi puzzato. Signori, presidente. Ma sto da zitto, da chi la zitto? La trova si moglie ma figliata. L'udienza è aperta. Cancelliere, avanti. Pascone Michele. Pascone Michele. Pascone Michele. Pascone Michele. Signor Presidente, Michele Pascone manca. Oh, perché mai? Io sto qua. Ecco, ma ci chiamate 3 volte, non rispondete. Ma guarda mai, voi avete chiamato Pascone Michele. Io mi chiamo Michele Pascone. Michele, assetto, Michele Pascone e Pascone Michele sono la stessa cosa. Ma forse a Cangò. No, dappertutto assetto. Basta! Basta! Avanti! Rosella Paparella. Rosella Paparella. Presente. Emma Carcioffo. Emma Carcioffo. Presente. Come bella, come bella, come bella. Assettato, questa carcioffa. Gennarino Fasulillo. Gennarino Fasulillo. Gennarino Fasulillo. Gennarino Fasulillo. Signor Presidente, manca Fasulillo. Che manco, subito dici che manco. E dove sta? Sta qua, si è addormentato un po'. È scegato. Oh, scemo, ti dice presente. Ma già ma non so mi fa per raga. Chi mi avesse pigliato? Ma ci pigliato un Cristo io. Ma come te compagni vanno a fare servizi insieme? Tu visti che mi sono dormito? Come un compagno mi mosci da non mi faccio comparire con chi che sta là. Non avevo ragione. Compagno. Ma qua compagno. Ma qua compagno. Ma chi ti conosce? Basta! Basta! Avanti! Dorotea Papocchia. Dorotea Papocchia. Non è venuta ancora. Sta cucinando certe patate. E Santa Caramella. Ti servirò. Avanti!
Gaetano Papocchia. Gaetano Papocchia. Chi non parla? Chi se ne viene chi non parla? Gaetano Papocchia. Non la dire più questa parola, Gaetano Si è Papocchia. fatta volontà lucina. Non Gaetano, la state chiamando. Presenti sono qua io. Presente, sono qua e non rispondevo. Ma ho risposto adesso. Ah, non potete tre volte come ci chiamare. Sì, signore. Beh, già che lo sapete, E accomodatevi. grazie tanto. Anzi, fammi vedere come fate di là. Ma chi prego? Ma chi prego? Non il buco. Quando c'è il oggi? Ah, basta! Basta! Silenzio! Avanti! Signor Presidente, pare che manchi solo la Papocchia. Va bene, possiamo cominciare anche senza la papocchia. Se saccio così mi fa bene o mi fa male, comincia senza la paura, chi non lo so. Giacomo, vattene fuori. E appena viene la cameriera mia, fammi sapere se moglie mi ha fatto vascolo. Ma che te l'ha un rivalumno? No, che la moglie che ti scrava. Un poco di silenzio! Un poco di silenzio da quella banda! Da quella banda! Da quella banda. Zazza. In nome della legge, eccetera, eccetera, io cancelliere, eccetera, eccetera, con sentenza in data 24 novembre. Eccetera, eccetera. Uè! Mucare la coppa bassa. Avanti! Ma stessi portando un tronco, Autorizzo la signora Amalia Ciosciamocca, nata Maruzzella, a provare i seguenti fatti. Ma come tu fli? Io ti sposa uno che si chiama Maruzzella. E che c'entra quello il cognome? Ma che cognome deve essere bello? Sì, poi bello gusto, papocchia. Che si capisce che è bello? Papocchia, ting, avocca, Per complimento. Ora chi stoppa? Caricate delle voci. Si stabilisce. Avanti! Prossima fermata di Viale di Chiaia, chi scende, chi Via, scende? si voleva scappare di pazzi. Primo, che il signor Felice Ciosciamocca, suo marito, voleva farla morire di freddo, perché non voleva che nel letto avesse tenuto la bottiglia dell'acqua calda, usata da molti come scaldaletto. Non è vero! Silenzio! Silenzio! È tutto stai fermata! È tutto stai fermata! Chi l'è diretta, alla ragione. Per questo motivo nacquero 1000 dispiacenze, sempre occasionate dal signor Ciosciamocca, il quale voleva finanche fittare una casa fatta fabbricare dalla madre della signora Amalia a certa gente che la discreditava. Oh, questa poi. A chi le ciufa la morbidezza? Avanti! Secondo, che il signor Ciosciamocca, non contento di far morire di freddo la signora Amalia sua moglie, voleva persino toglierle il sonno e per ottenere questo pagava dei ragazzi, i quali ogni mattina con gran cassa e tamburo facevano tanto rumore sotto le finestre che la signora Amalia era costretta di levarsi e non poter più dormire. Non è vero, questo lo faceva lei a me. Ma chi se ne pulì? Chi se ne schiatta a corpo? Scambio. Ma voi la volete finire, sì o no? Ma chi è l'avvocato di questo signore? Sono io, signor Presidente. E mi faccio meraviglia di voi, signor avvocato, che non gli dite niente. Ma io gliel'ho detto, signor Presidente. E che educazione è questa? E ve l'ho detto per la prima, e ve l'ho detto per la seconda. E per la terza giudicata al signore. Tu. Zitto, sai! Ma succede che faccio sgomberare l'aula e la causa ce la facciamo solo noi. Sia fatta la volontà d'uscita. Sei sgonfiato, tu. Avanti. Terzo, che il signor Ciosciamocca tormentava sempre la signora Amalia, ora per una cosa e ora per un'altra, e specialmente nell'ora della colazione o del pranzo, ed in ultimo l'aveva fatta priva di ogni divertimento lecito ed onesto. Eccellenza. Giacomo, è una femmina. Una femmina. No, signore, ma capite capire.
Fuori ci sta una femmina, si chiama Dorotea Papò. Allarmi mamma ta e falla passare. Ah. Signori miei, saluta voi! E mortaggio, ci può scendere a capuccio. Ah, Giacomino se ne è avuto. Giacomino se ne è avuto, ci volevo riscattare da statinta. Va bene, andiamo avanti. Voi siete messi d'impetto, voi siete messi d'impetto, voi siete messi d'impetto! Mo che se ne manca un coppa, t'ha già scippato tutta la faccia e ti rissa! Con la Geretti. Andiamo avanti. Emma Carcioffa, venite avanti. Oh, aspettato, Gaetano. Dunque, voi siete la Carcioffa Sì, signore. e fate la ballerina. Sicuro. Brava. A me mi piacciono assai i ballerini. Sapete, io vengo tutte le sere al teatro dove state voi e vi guardo tutte le sere. Dunque, andiamo avanti, che cosa vogliamo dire, che vediamo che domanda vi dobbiamo fare. E sapete, io aggiungo ancora una cosa, che tengo un binocolo. E tengo un binocolo grande. E vi fisso tutte le sere. In quanto uomo che ci ha supportato. Dunque, giurate di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. Come ci bene. Ma va aspettato. Dite qua che è già passato un visto. Che sapete voi di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Ah, signor Presidente, so che sono i proprietari di una casa al Vico Baglico. Ah, e questa casa voi naturalmente la volevate fittare? È sicuro, appunto, perché è vicina al teatro dove sono stata scritturata. E si era rivolta al suo cassiere, che i soldi mia, e che le megli me. Ne è venuta nota, vedi? Ritorniamo a noi. Sì. Non mi fate incavolare. Torniamo a noi. Che cosa sapete di tutte le cose magari che succedevano in casa? Ah, Presidente, di questo non so niente. Naturalmente volevo dire che poi quella casa non l'avete più fittata. No, perché i proprietari non vollero più fittarla. Non è vero, io la volevo fittare. E sapete niente di come questo signor Sciosciamocca trattava la moglie? Di questo non so niente. Come? Non sapete di tutte le questioni, di tutte quelle cose che succedevano in casa? No, niente. Non sapete niente? Vabbè. E allora, visto che non sapete niente, potete accomodarvi. Grazie. Ricordatevi di guardarvi la sera. Va bene. Signori? Non se ne va. Non si la portano. Aspettato, Gaetano sa la porta che sta là. Rosella Paparella, Presente. venite avanti. Eccomi qua. Così. Ma ricordo dopo un uomo tu ti facevi la vesta nuova. Va bene. Dunque, voi siete la cameriera di casa Sciosciamocca? Sì, signore. Brava. A me mi piacciono assai i camerieri. A sto presidente mi piace di tutto quanto. Io tengo. Se ve ne andate per caso da casa di Felice Sciosciamocca, come si chiama? Fatemelo sapere. Io tengo 7 figli femmine. Non c'è bisogno da cameriera. Beh, giurate di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. Fatemi riposare un pochettino che sto tutto sudato. Quindi noi vi volevo fare una domanda molto semplice. Che cosa sapete voi del signor Felice Sciosciamocca e sua moglie? Cioè, si contrastavano mai? Sempre. Ogni minuto secondo. Bene. Troppo galla. E quindi cosa sapete ancora? Ditemi. Del parparietto non ne faccio niente.
Ah, non sapete niente dello scartoletto? Ah, quindi io mi avete preceduto perché vi volevo fare una domanda proprio sullo scartoletto. Quindi già sapevate qualcosa allora? No. Ah, non sapete niente. E va bene, visto che non sapete nulla dello scartoletto, accomodatevi. Va bene. Accomodatevi. Ricordatevi che se ve ne andate da casa di non fatemelo sapere. Va bene. Non ti addormentare, sono all'aerobuffa. Gaetano Papocchia! Hai capito? Non ti addormentare che mo sarei chiamato pure tu. Gaetano Papocchia! Me la un caffè? Ma come tu pizzi un caffè, che si sta parlando di cose serie? Gaetano Papocchia! Gaetano, là stanno chiamando. Ma c'è sta Papocchia o no? Presenti, sono qua io. Ma voi ho vero fossimo sotto? No, signore. E venite avanti! Ma volete no? No, volete che vengi là? No, signore. E venite allora! I canini. Papocchia! Volete venire sì o no? Eccomi, sono qua io. Gaetano, hai portato un porco e baccalaiolo. Porco e baccalaiolo. Chi è porco e baccalaiolo? Il presidente, quello è quello che... Basta! Giurate di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. E con la mano sinistra, giuro. No, non si giura con la mano sinistra. E a me mi pare proprio di no. Ma chi sta giurando con la mano sinistra? Sta ancora con la mano alzata. Ma mi facete da sta mano? E che so io? Qua dovete giurare, qua! Lo giuro. Coppo con la mano. Coppo con la mano. Giurate bene. Ma facete giurare coppo con la mano. Facete giurare. Papocchia, qua dovete giurare! Lo giuro. Dunque, voi volevate fittare la casa del signor Sassamocca? Sì, signore, ma scenga a capo scamo che era, Ma questa casa naturalmente non serviva per voi, ma serviva per la ballerina Emma Carcioffa. E faccia la fittata. Sì, signore. Che avete detto? Sì, signore. E alluccate che non vi capisco. Sì, quindi ho presente qua. Guardate, dice mia moglie, non voleva sapere i fatti miei. E a me che mi importa di vostra moglie? Lo devono sapere tutti quanti e sentire tutti quanti. La casa serviva per la ballerina Emma Carcioffa? Sì, signore! Sedete! Papocchia! Qua! Siete sotto giuramento! Ma voi avete detto sedete? Niente affatto! Ho detto alla signora sedete! E allora sì, signore, sono qua io. E sono qua io! Dunque, riprendiamo! Quando andasse per fittarla, il signor Sciosciamocca si stava contrastando con la moglie? Sì, signore. Non Gaetano viene. Mo viene. Chi viene? Chi viene? Un porco. Il porco? Vengono lo porca qua! Bene, lo porco qua. E chi lo porta? Giustamente io porto sto porco. Baccalaiolo. Il baccalaiolo. Lo baccalaiolo porta un porco qua! Il baccalaiolo porto porco qua. La moglie. La moglie chiama io un porco o un baccalaiolo? La moglie chiama io porco e baccalaiolo. No, la moglie chiama i porco. La moglie chiama io porco. E baccalaiolo. E baccalaiolo. Ci sta la moglie chiama un porco o un baccalaiolo? Questa è la stessa cosa. A lui. Uè, ma se posso vedere che porta sto porco? Ma perché sto porco? Chi si può fare bene da io?
facendo? Allora, signor Presidente, le cose stanno così. Si dissero tante parole improprie, tanto lui a lei, che lei a lui, alleluia a tutti e due. Va bene, ho capito. Iate va assettare. Va! Sì, signor Ministro. Che ministro, Presidente? Sì, signor Presidente. Cavalier Presidente. Cavalier Presidente. Assettate, va! Dorotea Papaccia, Presente! venite avanti. Volete che vengo loco? Che sta facendo il marito, dai. Venite avanti. Eccomi, eccomi. Signora, dite appresso a me, sempre appresso a me, giuro di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Giuro di dire la verità, tutta la verità, tutt'altro che la verità. E che sapete voi di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? E che sapete voi di questo signor Sciosciamocca e sua moglie? Non c'è mi suo pappavallo. Oh, vero, tu mi do pappavallo! Silenzio quando parlo. Ma voi l'avete detto, voi l'avete detto, voi l'avete detto! Ferma là! Ah, cose dell'altro mondo. Signora, voi dovete dire appresso a me soltanto quello che dico io. Le domande che vi faccio dovete rispondere. Va bene. Dunque Dunque, lo dico io. hanno poco pure io. Niente affatto. Dunque lo dico io che sono il presidente. Signora, vi prego di rispondere appresso a me quello che vi dico. Quindi, che cosa sapete voi di questo signor Felice Sciosciamocca e sua moglie? Ah, niente, io non li conosco proprio. Ma come parla? Ah, ma come non li conosci? No, non li conosco, proprio così. E allora non sapete niente? Niente, proprio da niente. E ditemi una cosa. Che ci siete venuti a fare qua? Perché voi mi avete fatto la chiamata. E poi, per dire che mio marito mi tradisce con una carciofola, ma io non mi stongo, perché a mio marito c'è il padrone. Silenzio! No, silenzio lo dico io. Diciamolo tutte e due. Niente affatto, lo dico io che sono la corte. Ma io sono più corta di voi. Ma poi, signor Presidente, ma noi siamo tutti qua per essere giustiziati. Signor, per favore, vedo aspettare. Ma chi è che mi tocca? Ma chi è che mi tastea? Si vuole prendere il paesaggio? Mi fa le braciate? Dimmi una culla. Ci vado al mio posto, con le mie gambe, in solitudine. Ma l'armi mammato. Andiamo avanti. La parola all'avvocato Anselmo Raganelli. Grazie. Sì, sei frisco. Silenzio. Signore! Lasciate parlare l'avvocato. La signora sa che ha un cazzonetto. Non mi facete calare, pazzoletto! Signora Cuvalato. No. La signora che canta le canzonette. E noi ci facciamo canzoni. No, è pesante. E noi ci facciamo le canzoni. E che stiamo in coppa a trippi e mamma. Poi, allora, non è che sto simpatico. Che stiamo in coppa o tribunale. Perché sono mezzo bagaglio, sono mezzo tartaglio, si fa questa confusione. Ma facciamo un farbone, ma facciamo un favore.
Signor Presepio, signor Presidente, signori ciucci, signori giudici e signori della Cocoma, signori della Corte. Qua non si non si tratta di fare la causa. No, ma ci mangia bene. Di fare la causa. Poi un mucillo prima d'attacco. Ma poi lo prendeva ancora? Per un omicidio premeditato. O per un fumo. Accompagnato questa parola. Di un furto. Ah, un furto. Cazzo io! Non lo va. Cazzo io! Assassinio! Assassinio. Nola! Baia. No! Ma sorda sarà! E a mamma della paura. Ma solo si tratta di una povera mula sventrata! Di una povera moglie sventurata che viene dinanzi a voi, signor Puzzolente, signor Presidente, per farvi provare fritte di tartufo. E sono passato. Per farvi provare con i fatti e le torture che le dava che le dava continuamente suo marito, che è la carotta pupadella, E che le campagne tu. quella che ha detto la paparella, e la parrocchia San Gaetano, No, è a Grega Speranzello. e il papocchio signor Gaetano. Oh, Ah, mo' avete detto buono. Mi ti faccio mangiare questo. Ti faccio mangiare questo. È un uomo impotente, è un uomo imponente e incapace di mentire. Cicci! Ci prova! Ah, ci provo. Perché il 49 che ha affittato bocca, E sono passato. perché quando andò per affittarsi la casa, vide che il signor Scioscio a bocca, su buccava all'estate una prova a bocca. Io mi bucavo l'estate che la proprio la bocca. Ma che state dicendo? Si contrastava con la propria moglie e si facevano il pumarolo rincontro Io non mi giro. Ma chi fa da un furto? e si dicevano delle parole improprie. Signor Presidente, sotto mi Avete visto che era con no? E poi ti dà sotto chi giocare? No! Io volevo dire la suddetta paparella! Ma ti sbaglia tutto ma sa ancora. E che ci fanno i guardi scirupo? Signor Presidente, ha già sbagliato! Ha fatto un servizio. Ha già sbagliato! Quella è la lira che non è buona, la lingua che non è buona. Signor Presidente, la Silenzio, ma non facciamo la quadriglia qua. La suddetta paparella, come cameriera della casa e donna salata, donna salariata, poteva dire che i saglievo pallone, Non scendete. poteva dire che i suoi padroni non si contrastavano. Ma no,
Ma no! Essa venne a dirci, Alice! essa venne a dirci che il Signore è fedele, Non sbagliate! che il Signore è felice e sua moglie si cuccavano ogni minuto secondo. E quando si succede? Si contrastavano ogni minuto secondo. Signor Puzzolente, signor Presidente, voi che rappresentate la Cestunia, Bravo, suoi figuri! Avvocato, piano con queste parole. Voi che rappresentate la giustizia, ditemi francamente. La schiera Che di voi non te ne accorgi? Mio marito! Sì, state tranquilli che corno non ne avete. E chi di voi non te ne accorge di fare giustizia? E poi, signor Presidente, sciungate voi. Signor Presidente, giudicate voi. La verità sta figliola. La verità sta figliola. E che le uizzi lucente. No, chi li pagate più saporiti. E questo è viso innocente. E non ci può essere. Mannaggia! Ci dà allattato. Mannaggia! Malvagità! E non è colpevole. E cusso. E non è colpevole. È un marito che aveva 2 anni. Pane, c'è e casa cavallo. Io sono pane in casa cavallo. Che voleva la papaglia per 100 cavalli. Signor Presidente, il uccello infurnato con spalla. Tengo pure il castello brevedo. È innocente e mangiava la spasta. Perciò si latano una pera. Ah, Natangella Abbastantone. Si latano una pena. O che gli è mamma, o che gli è sorella. O che li siete. O che la amalgama, o che la solda. E ho finito. Signor Presidente, chiedo che siano ascoltati gli altri testimoni. Va bene, andiamo avanti. Michele Pascone, venite avanti. Giurate di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Lo giuro. Voi siete il cameriere di casa Sossamocca? Sì, signora Eccellenza. Ah sì, e che cosa sai dei tuoi padroni? Che si contrastavano sempre. Sì, ma lo scarfaletto, chi l'ha posto nel letto? Il marito o la moglie? A mogliera. Non è vero, signor Presidente! È vero. Carantoni, ma facciami conto nostro. Silenzio! O faccio sgomberare l'aula! Lasciate parlare il testimone, lasciatelo finire. Già come? Che È figlia da Mierosa. è figliata? Sì. E che fa? La femmina? No. E che fa? Dove femmina? Noi femmina! Noi femmina! Noi femmina! 7 e 2 9! Ah, signori miei, scusate, ma l'udienza viene sospesa. Devo correre a casa urgentemente. Ci vediamo dopo. Signor Presidente, questo testimone è un bugiardo! È un bugiardo? Sì. E va bene, vuol dire che quando torna se un bugiardo sarà carcerato. Carcerato. Eccellenza! Mo dico tutta la verità. Con scarfaletto, l'indoletto, mattia. E mica faceva venire una suona la mattina. Tutto si imbrogliaccia fattia. Ma perché hai fatto questo? Ma perché? Ma perché ero felice? Prima mi trattavo sempre buono. Poi quando si è sposata non mi trattavo più una volta. Adesso ho capito. Birbante, a causa tua mi stivo facendo perdere sto pezzo di zucchero. Mogliera mia caragata, perdonami. E perdonatemi pure a me. Via, a te non ti voglio vedere più. Vabbè, Felice, e perdonalo. Lo vuoi tu? Sì. Allora per questa donna io ti perdono. Grazie. E voi avete fatto pace? Non volevo lasciare c'è sta in pace. Bravo, sono contento.
Peccato mo che non c'è stato il presidente, ma mo che torna, sono sicuro che ci daranno una bella sentenza di assoluzione, come spero di averla da questo rispettabile pubblico. Il bello della vita. ringrazio tutti per l'aiuto che ci avete dato, per la vostra presenza, per il vostro appoggio. Sono emozionatissima come al solito, però vi ringrazio e vi bacio tutti. Vi aspetto alla prossima. Grazie, grazie. Innanzitutto voglio ringraziare il presidente degli attori per caso, Emma Minervino. Presidente dal 2003 ma militante nel teatro da più di 30 anni. E poi vorrei che facciate un applauso a questi due bambini, Marco e Flavia. Venite avanti, venite avanti. Vieni Marco. Perché loro, quando abbiamo le prove, invece di giocare con i telefonini, con i tablet, giocano al teatro insieme a noi. Potete ritirarli. Grazie, grazie a tutti. Dunque, parliamo un po' di questa commedia. Lo Scarfalietto è stata definita la commedia napoletana più divertente di tutti i tempi. Ma quanto è attuale ancora questa commedia?
considerando che questo è un testo del 1881, questo testo già parlava di separazioni, che oggi come oggi sono all'ordine del giorno. Si parla dei classici, lo dico in napoletano e poi traduco, dei classici pezzenti sagliuti, gente che ha un ruolo nella borghesia napoletana solamente perché ha i soldi, ma in realtà è gente ignorante, è gente arrogante, viziata, incapace di comprendere gli altri. Amali e Felice sono una classica coppia di pezzenti sagliuti, e coppie come loro ce ne sono tante, coppie che stanno insieme solamente per interesse e non certamente per amore. Lo Scarfalietto deriva da una pochade francese, la quale è stata riscritta da Scarpetta in maniera eccezionale, tale da diventare una vera e propria macchina da guerra. Macchina da guerra che per noi attori brillanti è come una manna dal cielo, perché è vero che bisogna entrare in palcoscenico mettendo tutto l'impegno, la professionalità, la passione, ma consapevoli anche di avere un testo veramente eccezionale. Spesso molti giovani mi chiedono consigli sull'intraprendere questa attività. Il teatro è una di quelle poche cose che io conosco che bisogna farlo per passione, non per interesse, non per vanità e nemmeno per i soldi. I soldi sono casomai poi un effetto collaterale. Per cui, se riconoscete in voi questa passione, allora cominciate. Se volete farlo per pagare le bollette o per manie di protagonismo o perché si acchiappano più ragazze, lasciate perdere. Non pagherete le bollette, non acchiapperete nessuno e sarete ridotti alla disperazione. Se invece lo volete fare per passione, allora vi ritroverete a fare delle cose nel mondo del teatro bellissime, cose che vi daranno un posto prima o poi all'interno di questo lavoro, che si fa per gli altri e non per se stessi. Perché con il teatro si vive un luogo magico, dove ci sono principesse, maghi, cavalieri coraggiosi, ci sono tantissimi ruoli da interpretare e tantissimi autori della letteratura mondiale. Personalmente sono stato fortunato, ad un certo punto della mia vita, ad imbattermi nel teatro, perché mi ha dato la possibilità di vivere la realtà che ci circonda con maggiore leggerezza. Ecco, perché poi in questa compagnia è un posto dove si sta veramente bene, dove c'è un gruppo affezionato, un gruppo amante del teatro e di ogni altra forma d'arte, un gruppo trasversale, come tutte le età che lo compongono, un gruppo che si vuole bene, un gruppo che si sostiene a vicenda, anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Quando si incontra un gruppo così, diventa difficile poi separarsene. Allora non lo faccio mai, però vi chiedo di fare un ultimo applauso per i miei colleghi di lavoro, gli attori per caso. E poi grazie ancora a voi, perché noi senza di voi non esistiamo. E poi perché grazie a voi riusciamo a mantenere il nostro impegno sociale con la beneficenza. Penso di aver detto tutto, non ci rimane altro che salutarci e noi di ritornare qui domani a rifare lo stesso spettacolo. Speriamo meglio. Ma se vi siamo piaciuti, regalateci un ultimo applauso, perché noi viviamo di questo, di applausi. Grazie a tutti.